Allora, Francesco Celotto, da parecchie settimane sui giornali, e non solo sui giornali, si parla di possibili danni che potrebbero arrivare all'economia veneta in relazione alle sanzioni che la comunità internazionale ha posto in capo alla Russia. Qua nel Veneto, secondo te, che preoccupazioni ci sono in merito? Sono molto forti, perché io qualche giorno fa parlavo, per esempio nella zona di Bassano abbiamo dei mobilifici che esportavano molto bene verso la Russia materiale di alto valore aggiunto e sono bloccati, quindi in questo momento anche piccole realtà hanno milioni di euro bloccati per questa situazione. Ecco, gli osservatori internazionali più attenti hanno descritto una situazione particolare in cui in quella zona, specialmente in Ucraina, in questo momento si stanno scontrando due sfere di interesse. Da una parte c'è la sfera di interesse della NATO e del blocco occidentale che cerca di espandersi verso Oriente, dall'altra parte c'è un establishment russo capeggiato da Putin che invece sta mettendo in pratica tutta una serie di operazioni, alcune anche criticate, per cercare di arginare questa tendenza. Di più, in questo scenario, tra l'altro, si innesta la partita geopolitica sulla presenza dei giacimenti di metano e di petrolio sempre nell'est europeo e soprattutto nelle zone a confine tra Asia e Europa. Da questo punto di vista che cosa si può dire? Ma io credo che questo è ovviamente un conflitto molto più importante, non è soltanto una guerra regionale. Gli Stati Uniti stanno cercando di colpire la Russia, questo qui è molto evidente, e indebolirla. E gli Stati Uniti più in generale stanno cercando di fomentare guerre un po' dappertutto pur di mantenere la leadership mondiale. Soprattutto, diciamo così, c'è un gruppo di persone che stanno fomentando e cavalcando tutte queste situazioni di guerra, non solo in Russia, pensiamo alla Russia, pensiamo all'ISIS, pensiamo a Hong Kong, proprio per mantenere il controllo e da una parte e dall'altra ovviamente aiutare l'industria bellica americana che comunque si trova avvantaggiata. Io credo quindi che si tratta di un attacco alla Russia ed è un attacco portato dagli Stati Uniti a un paese che comunque sia percepito come un paese ostico, anche se la Russia dall'altra parte è un paese che ci fornisce il gas, per cui noi siamo in questo momento tra l'incudine e il martello, dobbiamo stare molto attenti perché oltre ad avere nel nostro Veneto aziende che esportano, c'è anche il problema del gas. Quindi io credo che bisognerebbe abbassare i toni e arrivare a una soluzione pacifica in Ucraina, anche perché non credo che le zone che ormai sono state perse potranno ritornare, quindi si pone la necessità di creare una qualche forma di federazione in Ucraina e arrivare a una pace duratura. Ecco, da questo punto di vista molti osservatori internazionali criticano Putin perché non è un campione di democrazia, dall'altra parte i detrattori del fronte occidentale spiegano che invece ci si muove per ragioni di interesse più che per ragioni di libertà e democrazia. C'è chi, per esempio, come l'ex ambasciatore in Unione Sovietica, l'ambasciatore romano, ha invece, ed è riferimento anche a quello che dicevi tu prima, parlato della necessità di una soluzione diplomatica. Secondo te è una soluzione percorribile a breve o sullo sfondo ci sono scenari più preoccupanti? Secondo me è una guerra, come dicevo prima, molto più preoccupante, non è una guerra regionale, è un attacco degli Stati Uniti a un avversario scomodo come la Russia. Allora io non difendo in questo momento Putin, che non è un campione di democrazia, ma gli Stati Uniti stanno veramente fomentando una guerra su scala mondiale e stanno creando dei fuochi un po' in tutto il mondo. Quindi io credo che noi europei dovremmo stare molto attenti in questa situazione e cercare di difendere anche un po' i nostri interessi, non essere supini completamente a quello che è il discorso americano, ma cercare di avere una posizione diversa. Invece in questo momento vedo che in tutti i paesi, la Francia, la Germania, si sono un po' messi sulla scia di quello che vogliono gli americani. Io credo che serve una posizione diversa e serve anche capire che vogliamo proprio l'allargamento della NATO ad est. Anche questo è un tema molto importante. La NATO ci costa ogni giorno circa 70 milioni di euro in Italia. Ci costa lo Stato italiano 70 milioni di euro. Per cui io credo che anche
questo allargamento va valutato, va ponderato, considerando poi che in Ucraina vivono 10 milioni di russi. Ecco, un'ultimissima domanda. Questa cosa secondo te va valutata in questa luce? Cioè, mi pare di capire dalle tue parole che tu ritieni che l'Europa debba a questo punto assumere una sua posizione di terzietà, cercando di far valere di più i suoi interessi, che non sono né quelli americani né quelli russi. Mi sbaglio? No, è vero, cioè dobbiamo avere una posizione nostra autonoma e forte, altrimenti rischiamo di essere come al solito schiacciati. Noi già in passato abbiamo subito sempre l'influenza americana, pensiamo, non so, mi viene in mente adesso la Serbia, la guerra di Bosnia, cioè siamo sempre andati sulla scia di qualcuno che ha sfruttato le nostre divisioni, perché da una parte i francesi vogliono una cosa, i tedeschi un'altra e gli altri paesi un'altra ancora. Dobbiamo invece essere uniti, e questo probabilmente richiama il problema dell'Europa, che è un'unione monetaria ma non è un'unione politica, cioè noi dovremmo avere veramente un governo politico europeo che faccia gli interessi degli europei e non soltanto degli americani o di qualcun altro. Ecco, proprio l'ultima domanda flash. Secondo te nel Veneto c'è contezza di questa cosa qua, di questo scenario, oppure no? Parlo della gente che va al bar, di chi va al lavoro la mattina, della signora che va a fare la spesa e così via. No, secondo me non c'è, anche perché i media nostri sono molto filoamericani, per cui raccontano sempre la storia che diciamo che è Putin che aggredisce l'Ucraina, invece c'è anche stato l'America ha sicuramente finanziato l'opposizione a Yanukovych quando è caduto nel febbraio di quest'anno, e quindi c'è un'opinione pubblica che è un po' orientata dei mass media che fanno molto il gioco dell'America. Ecco, noi dobbiamo cercare di svincolarci da questo. Mi pare comunque, per chiudere, che ultimamente qualche partito e movimento politico, soprattutto la Lega, ha un po' alzato la voce da questo punto di vista, quindi il tentativo che ha fatto Salvini secondo me è giusto.